Non possiamo più rimanere in queste condizioni in cui oggi verte la pediatria di Padova. I genitori vorrebbero scappare da Padova e questo è una denuncia molto importante. Spazi angusti e mancanza di luoghi per il gioco e la socializzazione. Stanze senza bagno o con bagni troppo stretti, medici costretti a scavalcare i letti dei genitori per visitare i bambini durante la notte. Così il Forum delle Associazioni Amiche della Pediatria di Padova descrive il reparto dell'ospedale riservato ai pazienti più piccoli, ormai sull'orlo del collasso. Molti di bambini ricoverati nella pediatria di Padova hanno dei ricoveri molto lunghi, molto pesanti per malattie molto importanti e certamente vivere in queste condizioni ti amplia tutto il malessere e secondo me anche le cure stesse sono meno efficaci. Una soluzione ci sarebbe. La Regione ha già stanziato 53 milioni di euro e il nuovo reparto materno-infantile, che dovrebbe essere pronto entro il 2021, è in fase di studio. Il progetto nasce però tra le polemiche. Il Comitato Mura di Padova ha bocciato l'opera perché il palazzo, 7 piani, sorgerebbe troppo a ridosso della cinta muraria e propone di usare invece l'area del parcheggio di via San Massimo. Il piano rispetta tutti i parametri previsti dalla soprintendenza e non va toccato, ha ribadito il direttore generale dell'azienda sanitaria Luciano Flor, chiarendo che, se non si farà la nuova pediatria, non si faranno nemmeno il Parco delle Mura e il nuovo ospedale. Nel frattempo, le famiglie dei bambini ricoverati continuano a denunciare una situazione arrivata a livelli inaccettabili. Vogliamo avere la certezza che la pediatria si faccia, che si faccia presto e che si faccia bene.